al lupo allora. Grazie. Grazie a voi per la generosità come sempre. Sì, questo è un'operazione di solidarietà e di generosità da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di queste splendide persone che sono alle mie spalle e guideranno per 1500 km circa da Trieste fino alla Moldavia questi mezzi autopompe serbatoio e autobotti che potranno dare supporto alla popolazione civile della Moldavia e dell'Ucraina, perché questi sono i primi 4 mezzi di 50 che stiamo fornendo a queste popolazioni, ovviamente in collaborazione col meccanismo unionale e con la protezione civile italiana. Quindi tutto questo lo stiamo facendo proprio per dare un supporto materiale alle persone che hanno difficoltà oggi in quei territori e quindi chiaramente supportarli anche sotto il profilo dei mezzi. Buongiorno. Funzionario di guardia. Buongiorno, salve, buongiorno. Salve, buongiorno, salve. Grazie, bello. Un po' di